Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina. Mi piace il mio nuovo grembiulino, proprio nuovo, ancora non ho tolto neanche l'etichetta. Un acquisto effettuato al mercato di Villa Puz, molto carino, stile sardo e rosso natalizio. Bene, oggi voglio illustrarvi la ricetta di un dolce tipico di Estersili, perlomeno noi l'abbiamo sempre preparato, è su gâteau, che però richiede maestria perché intanto il procedimento è un po' lungo, bisogna sbucciare le mandorle, scusate, togliere la camiciola, tagliarle a pezzetti, potete tagliarle in due, a listarelle come volete, e quindi se non avete una macchina che si occupa di questa mansione, insomma è un po' lungo il lavoro. Se vi procurate le mandorle già belle pronte e tagliate a tocchetti, il lavoro è accorciato. Poi però bisogna prestare molta attenzione a quando si mischiano le mandorle con lo zucchero e poi si devono versare su una superficie e tagliarle a tocchetti perché creare proprio i rombi, perché lì si rischia, aiuto, la cottura delle dita. Per cui se volete vedere come ho proceduto io, allora io, benica di conto. Ci piove. Io ho intenzione di preparare un po' di gâteau. Faccio sciogliere con un fuoco dolce dolce dello zucchero. Sono circa 450 grammi, a cui aggiungerò della scorza grattugiata di arancia e limone. È poca, ma è dei nostri alberi, quindi buonissima. E poi mezzo chilo di mandorle. Queste sono tagliate a listarelle, le potete tagliare sfaldandole a tocchetti, anche intere, perché no? Anche intere senza togliere il vestitino, sono meno belle, però si può fare. Ecco, vedete, lo zucchero sta iniziando a sciogliersi. Sono fuori la mia cucinetta di fuori perché lo zucchero caramellato, mamma mia, quanto puzza, è terribile. Piove e non mi consente di fare grandi lavori. È pronto. C'è qualche pezzettino che sta facendo resistenza. Deve sciogliersi bene tutto. Adesso devo aggiungere gli agrumi e poi le mandorle, ma ho bisogno delle mani libere perché altrimenti rischio di bruciarmi. Pronto, devo velocemente trasferirlo sul piano e lavorarlo. Cercare di renderlo uniforme per poterlo tagliare poi a rombi. Il prodotto realizzato a casa non può essere paragonato chiaramente a quello della filiera commerciale. Guardate qua, qui ci sono le foglie di limone raccolte in giardino dal mio albero, qui in alta montagna, dove chiaramente l'inquinamento non è paragonabile a quello di una città. Le ha prima lavate il cielo, poi io le ho lavate qua nel lavandino e le ho asciugate, anzi vedete non sono neanche perfettamente asciugate, adesso finisco di farlo. Dopodiché le sistemerò qui e ci posizionerò sopra il mio gâteau. Eccolo qui. Guardate quanto lavoro c'è dietro, un piccolo dolcetto, e chiaramente i prezzi cambiano.